Il genio poliedrico di Leonardo da Vinci, ricordato nel cinquecentenario della morte dalla città di Sora, con la mostra Le macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci, realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Carpe Diem, il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone. Giovedì 16 maggio, nella Sala Simoncelli, l'assessore alle politiche culturali del comune di Sora, Sandro Gemmiti, ha aperto i lavori della conferenza stampa di presentazione degli eventi legati alla celebrazione proprio in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Una mostra estremamente interessante perché spesso si parla di Leonardo soprattutto sotto l'aspetto per l'appunto dell'arte, della grande bellezza che emanano dalle sue opere, ma qui parliamo di un ingegno immenso che si è cimentato in tutti i campi dello scibile, con risultati che ancora oggi rappresentano grandi importanti innovazioni in tutti gli ambiti che ha esplorato, dall'ingegneria militare al moto dei fluidi, il moto dei venti. Quindi un artista a tutto tondo, uno scienziato a tutto tondo, un anatomista, e oggi vediamo un piccolissimo esempio del suo genio, che però è immenso ed era giusto ricordare nel 500° anno dalla sua morte, perché è un patrimonio non solo del nostro paese ma dell'umanità intera. In modo particolare noi cittadini italiani abbiamo il dovere di mettere sempre in evidenza la sua grande e immensa genialità. La mostra, allestita nella sezione archeologica del Museo della Media Valle del Liri, è un'anticipazione fortemente voluta in questo mese di maggio 2019, in cui ricorrono i 500 anni della morte di Leonardo, che anticipa però l'evento più grande che si terrà ad ottobre, con una mostra completa delle macchine. A spiegare nei particolari il progetto della mostra è il presidente dell'associazione Carpe Diem, Massimo Conte. Un percorso abbastanza lungo e complesso dedicato tutto a Leonardo da Vinci, che inizia oggi con una prima esposizione delle macchine funzionanti di Leonardo da Vinci, poi proseguirà con il 31 di maggio con un convegno patrocinato anche dall'Università di Cassino, patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone, e di cui si dibatterà un pochino sulla figura soprattutto di Leonardo da Vinci. La mostra riprenderà nel mese di ottobre con il coinvolgimento soprattutto delle scuole, coinvolgendole anche in dei lavori, coinvolgendole anche in delle ricerche, perché proseguano non solo nella visita della mostra. La mostra verrà ulteriormente arricchita con ulteriori altre macchine funzionanti, però l'importanza di questa mostra è che si vuole cercare di dare rilievo soprattutto ai 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, alla figura poliedrica di questo grande genio universale che è riuscita a determinare con il suo genio praticamente l'innovatività nelle cose, cercando quindi di mettere insieme più cose più studi, più cultura nei vari campi, per poter poi riuscire a dare estro al suo genio. Nel Museo della Media Valle del Liri la dottoressa Annalisa Gemmiti ha guidato i presenti alla scoperta dei congegni di Leonardo da Vinci, che resteranno a disposizione dei visitatori fino al prossimo 30 maggio. Il progetto prevede anche il prossimo 31 maggio alle 11 nella sala consiliare del comune di Sora il convegno sul tema Leonardo, l'uomo che veniva dal futuro.